lettera a Timoteo nel capitolo 4. È una lettera molto particolare, l'ultima che abbiamo da Paolo, molto probabilmente scritta prima della sua morte in prigionia come martire, e rivolta appunto a Timoteo. Timoteo era questo figlio nella fede per Paolo, questo ragazzo. E nel capitolo 4, in particolare dal versetto 2, sta scritto: predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito d'udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si rivolgeranno alle favole. E qui arriva le mie due parole preferite. Ma tu, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il tuo compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Ma tu. La parola ma nella parola di Dio è un qualcosa di molto particolare. Gesù spesso, mentre parlava, diceva: così sta scritto, ma io aggiungo che, io vi dico che. E qui è molto interessante, soprattutto rivolto così a giovani come me, come te, come certa gente qua dietro, non proprio tantissimo giovane, ma noi l'accettiamo perché le vogliamo bene. No, si scherza. Ma tu, ci saranno tanti tuoi coetanei che staranno lì fuori a dire parolacce, a bestemmiare, ma tu sii fedele, ma tu controlla quello che dici. Ci saranno molti giovani che usciranno fuori a bere, a fumare, ad autodistruggersi per cercare un significato in questo mondo, ma tu sei diverso, ma tu potrai vivere in un modo diverso, potrai festeggiare in un modo diverso, potrai cantare in un modo diverso. Perciò molte persone staranno sedute, staranno a girarsi i pollici, ma tu ti puoi alzare, puoi lodare insieme il Signore in un'unica grande famiglia. Perciò alzarsi, questa era sì, no, forse? Perciò possiamo effettivamente alzarsi in piedi? Sì, no, chiaro, gloria a Dio, siamo qua presenti, perciò canteremo? Certo, ci sono molte persone che cantano lì fuori nella propria macchina, cantano squarciagola, cantano testi che sinceramente li ascolti oggi e già te ne penti, ma tu potrai cantare qualcosa di vivo, potrai cantare qualcosa di profondo e potrai cantarlo insieme ai tuoi fratelli. Lodiamo insieme il nostro Signore. A sentire il suo cuore, mia oscurità mi libero, sento il suo spirito chiamare, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Posso dire un santo suono qui, abbracciando il suono del grande re, rompendo le catene e barriere, la sua voce qui voglio sentire. Io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio. Sei nato per me, è ora il tempo.
solino che la cantiamo. Usa noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Noi solino che la cantiamo. Usa noi Dio, Qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Noi solino che la cantiamo. usa noi Dio, Qui siamo, vogliamo più di te Signore. tuo amore dentro noi. Noi solino che la cantiamo. Usa noi Dio, Qui siamo, vogliamo più di te Signore. tuo amore dentro noi. Andiamo. Ah, Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò, perdonando una nuova storia. Ah, Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò, perdonando una nuova storia. Ah, Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò, perdonando una nuova storia. Ah, Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò, perdonando una nuova storia. Ah, Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò, perdonando una nuova storia. Ah, Gesù è idea, mi conquistò. mi liberò, perdonando una nuova storia. Noi cambieremo il mondo, 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 noi cambieremo il mondo. Amen, cantiamo al nostro Signore. La Chiesa canta. Un secondo, problema tecnico.
sei re. Leggiamo re. tu sei re. La stella. La stella del mattino, re dei re, Signore. A chi va lode? La lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò. La lode va a Lui. Dichiara Gesù. Gesù, tu sei re, regna nei nostri cuori, tu regni ed il papà, per sempre Dichiari la tua chiesa. La tua chiesa canta a te. Sa la voce per dichiarare. Un sol popolo a proclamare. Cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te. Sa la voce per dichiarare. Un sol popolo a proclamare. Cantando più forte, più forte. Re, tu sei re. Canti re. Re, tu sei re. Amen. Prossima canzone qui come in cielo, che noi possiamo cantare in questo momento, che quando la parola di Dio viene proclamata, quando i suoi figli chiamano il Signore, Lui risponde, che noi possiamo aprire il nostro cuore in questo momento per ricevere la parola del Signore, che noi possiamo in questo momento essere malleabili, che in questo momento Lui possa plasmare i nostri cuori, plasmare la nostra essenza, che noi possiamo in questo momento alzare un urlo di lode al nostro Signore, che noi possiamo dichiarare che Lui è il nostro Signore. Quando Lui è in un determinato posto, miracoli avvengono. Quando Lui è in un determinato posto, parole di liberazione, parole di cura vengono proclamate. Amen. Cantiamo. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. A noi riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amor ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui.
in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amor ci avvolge. Padre, ti prego, vieni su di noi, Padre, consigliaci, Padre, che in questo momento noi possiamo innalzarti, Padre, avere il cuore completamente aperto, disponibile, Padre, perché tu possa entrare, farci capire, Padre, la tua volontà, Padre. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo Vieni, Padre, la tua parola sopra ogni parola, che tu possa, Padre, essere innalzato questa sera, Padre. Vieni su di noi, Padre Santo Spirito. Su noi, con la tua presenza, dalla tua volontà. Su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Signore. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi. Innalziamo il tuo nome, Padre. Miracoli. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui. Esaltato, Padre, il tuo nome. Ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui, che lava ogni peccato, Padre. Miracoli. Miracoli avvengono, sana ogni cura. Lo Spirito di Dio è qui, cura ogni cosa. Ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è
Amen, Padre. Noi ti ringraziamo per la tua parola, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei un Dio vivente, Padre. Ti ringraziamo perché se noi abbiamo quel riguardo, Padre, verso di te, se noi abbiamo quel desiderio di aprirci a te, Padre, se noi abbiamo quella dedicazione verso te, verso la tua parola, Padre, tu ti manifesti, tu fai della tua parola una parola vivente, Padre, non delle parole scritte che non sembra portino a niente, Padre, ma tu porti vita, Padre, tu porti vita a quello che è morto, Padre. Noi ti ringraziamo, Padre, ti lodiamo questa sera, Padre. Noi siamo aperti alla tua parola, Padre, che tu possa venire, Padre, questa sera, Padre, accoglierci, parlarci, Padre, che la tua parola possa parlarci in questa sera, Padre, nel nostro cuore, nel nostro intimo. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Potete sedervi. Questo è un sorteggio, facciamo un regalo a qualcuno qua. Ok, ciao, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, tutto bene? Che silenzio è questo? Tutto bene con voi? Pastor Alessandro mi ha appena informato che non ci sarà un Intercamp quest'anno, ok? Così possiamo fare un grande salto di gioia, va bene? Ok. Va bene, cari, quanto è bello andare in un campeggio, tornare a casa e rivedere tutto come era antes, tutto uguale, non cambia niente, no? Non dimenticare che domani mattina o nostro culto qua sarà come il vostro incontro di sabato, ok? Così è molto bello la vostra presenza, tutti pieni di gas, ma soprattutto con questo Spirito Santo, per portare alla Chiesa questa grande gioia che Dio ha dato per voi come ragazzi, come giovani, in questo campeggio. Ok? Andiamo a Luca capitolo 9, faremo una meditazione su questa storia di un'allegria, quell'allegria che è eterna o quell'allegria che è momentanea, e tante volte noi abbiamo la nostra allegria in fatti, in circostanze della vita, e quando percepiamo la nostra allegria finisce subito dopo una situazione che non mi è piaciuta, ma parleremo oggi di un'allegria che deve essere costante e piena, perciò questa vera allegria, ok? Luca 9, 37 a 39. Leggiamo qua? Ok? Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, o quando questi scesero da Santa Giustina, una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: Maestro, ti prego, volge lo sguardo ao mio figlio, è l'unico che io abbia. Ecco, o spirito si impadronisce di lui, e subito ele sgrida, e lo spirito lo contorce, facendoli schiumare, e a fatica si allontana da lui, dopo averlo straziato. Nostro Padre, vogliamo camminare questa sera nella tua parola e guidaci, Padre. Che lo Spirito Santo che è qua in mezzo a noi rivela quello che è tuo, Padre, e chiarisce quello che è tuo, Padre, che la tua presenza possa trasformare il nostro cuore e la nostra vita, Padre. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Qual era la circostanza qua? Chi si ricorda di questa storia, di questo fatto? Non ho messo tutta la storia qua, ho messo solo una parte finale. Che cosa era appena successo? Il Pastor Alessandro predicherà questo nell'altra domenica. Chi si ricorda? Qual era il fatto anteriore a questo? Nessuno sa, scuola biblica, per favore. Che cosa è successo prima? Guardare a me non c'è la risposta, dovete guardare la Bibbia. Che cosa è successo prima di questa storia? La trasfigurazione. Interessante che lì erano nella trasfigurazione quali personaggi che erano lì? Chi si ricorda? Mosè? Elia? Ok. Quali erano i discepoli? 3. Pietro? Giacomo, Giovanni? Ok, molto bene. Un gelato dopo il giorno che offri. Ok. Chi era con loro? Manca una persona. Gesù.
Ok, bravi. Questo è tu che devi pagare un gelato. Ok. E é interessante, c'era Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, e loro erano sempre com Jesus, mas em quel momento loro estavam vivendo uma experiência grandíssima, e vivendo quella experiência, loro hanno chiesto a Gesù che cosa? Di stare lì per sempre. E é interessante, tante volte nós estamos com i nostri fratelli e sorelle, ma dopo andiamo a un campeggio e restiamo là un giorno, 2 giorni, e sembra che speriamo che questo campeggio non finisca, possiamo stare assieme per sempre, non dico, ma che possiamo continuare, che 2 giorni è troppo piccolo, troppo poco, e quando percepiamo quanto è intenso questa intimità, e percepiamo che veramente noi abbiamo bisogno degli altri, o quanto la presenza di uno degli altri ci riempie di gioia. E eu e pastor Alessandro, prima di questo campeggio, abbiamo parlato tantissimo, e ho detto, ma sarà una bella sfida, perché la maggioranza non si conosce, e lì loro scopriranno che uno puzza un po' di qua, e scopriranno i difetti, i problemi uno degli altri, e è lì che si comincia ad amare i fratelli, e quando cominciamo a amare o fratello e la sorella che noi stiamo conoscendo adesso, finisce o campeggio. Ossia, e é interessante que é um momento belo que Pietro, Giacomo e Giovanni erano lì con Gesù, hanno vissuto quella esperienza con quei 2 personaggi dell'Antico Testamento, ma dopo ritornano. Ossia, quella allegria di quel momento sembra che sia finita. E tante volte o nosso campeggio va, é bello, é stupendo, ma quando finisce o campeggio ritorniamo a casa e è finito. E quella gioia si è finita. Perché finisce una gioia dopo 4-5 giorni? Perché finisce questa allegria, quell'entusiasmo dopo 2-3 giorni? Ossia, la nostra allegria, la nostra gioia è molto bella e veramente prezioso vivere questa esperienza, ma noi dobbiamo stare attenti a certe cose della vita. E um princípio muito importante que dobbiamo pensare está em Filipenses 2:3, que eu não posso considerar a me superior agli altri, ma eu devo considerare gli altri superiori a me. Quando eu comincio a scoprire che gli altri sono superiori a me, eu comincio a diventare un servo, eu comincio a amare, eu comincio a servire, eu comincio a svuotare da me stesso, eu comincio a scoprire veramente la bellezza di seguire il Signore tramite le persone, ma quando eu voglio essere servito, eu non sono mai soddisfatto. Tu conosci quella persona con quella trauma di deve essere riconosciuta, c'è quel trauma che nessuno mi guarda, nessuno mi vede, nessuno mi apprezza. Ossia, e quando eu comincio a percepire questo, che la vita è centrata troppo se stessa, la mia vita non è mai soddisfatta nel Signore, e non c'è la gioia, non c'è l'allegria, non c'è l'entusiasmo. E Filipenses 2:3 ti dice così: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con quale parola? Umiltà, consideri l'altro, consideri, ok? Stimi gli altri superiori a se stesso. Tu sapevi che questa persona al tuo fianco è molto superiore a te? Tu puoi guardare questa persona al tuo fianco e dire, ai 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 ai. Ossia, questa persona al tuo fianco è superiore a te. Tu devi servire questa persona, tu devi lavare i piedi di questa persona, tu devi pulire i piedi di questa persona, tu devi fare di tutto per servire questa persona, tu devi essere un servo di questa persona. È quello che Gesù ci ha insegnato. Perciò la gioia che Gesù ci insegna, l'allegria che Gesù ci insegna, è che io devo stare nel mio posto giusto. E o meu posto giusto è sapere che io sono un servo delle persone che Dio mi ha messo accanto, ao fianco. Quando eu guardo troppo a me stesso, eu sofro. Quante persone qua stanno soffrendo perché pensano di essere il centro della storia, devono essere servite. Queste persone soffrono. E perciò si perde quell'entusiasmo e questa gioia. Perciò questa allegria del campeggio finisce quando sto cercando in me la ragione di tante cose. Eu devo cercare negli altri, di servire gli altri. E quando il mio spirito è così, di guidate dal Signore, di servire gli altri, di morire per me stesso, eu comincio a percepire il senso veramente della vita. Io vorrei lavorare oggi con voi un elenco di 45 versetti biblici qua, che parla dell'allegria. Va bene, non sono 45, 43. Ok? Che parla dell'allegria. E questa allegria che è eterna e costante. E o primo punto está em Romani 12:15. Que cosa dice lì per noi? Romani 12:15. In quale modo devo rallegrarmi?
com quelli che sì. Eu devo rallegrar-me com a alegria. Che cosa dice la parola di Dio? Eu devo essere allegro con la gioia dele, non con la mia gioia. Tu já avuto invidia di qualcuno che sta vivendo una grande gioia, una grande allegria? Ah, lui è una fidanzata, io non ce l'ho. Lei è un fidanzato, io non ce l'ho. Lui ha comprato una macchina, io non ce l'ho. Loro stanno vivendo questa esperienza, io no. Loro stanno camminando in questo modo, io no. Tu já hai vissuto questa esperienza? Di vedere gli altri facendo e vivendo quello che tu volevi fare e vivere? E la parola di Dio cambia tutto. Cara, noi dobbiamo capire che la parola di Dio cambia la mia mentalità umana. Perciò il principio di Gesù è completamente diverso del mio principio. Perciò io devo rallegrarmi con la gioia degli altri. Ma pastore, è difficile. Convertiti prima. No momento que tu te converte, o Espírito Santo entra nella tua vita, tu cominci a vivere l'allegria degli altri. E quando eu vedo l'allegria degli altri, è lì che eu me rallegro. È lì che è la mia gioia. E quando vedo gli altri felici, contenti perché hanno questo, eu comincio a avere l'allegria per gli altri e non per me. Eu non sono il centro della storia. La eterna allegria è vedere gli altri com alegria. Altrimenti eu sono geloso, altrimenti io soffro, altrimenti finisce o campeggio, io non vorrei più vedere nessuno, altrimenti eu penso troppo a me stesso, perciò la mia vera allegria è gioire, stare allegre insieme agli altri e non pensare nella mia vita. È vedere negli altri essere lì completamente intenso in questa allegria con gli altri. Perciò tu devi vedere che gli altri sono superiori a te e io devo anche rallegrarmi con la loro allegria. Avete capito il senso della conversione? Avete capito che cosa lo Spirito Santo fa nella nostra vita? Avete capito la trasformazione mentale che noi dobbiamo passare? Non è un lavaggio del cervello, ma è una esperienza con lo Spirito Santo del Signore che mi fa vivere questa allegria completa. La seconda allegria completa está in Romani 14:17. Che cosa dice? Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, vivanda neanche in bevanda, ma è in giustizia, pace e gioia in che cosa? Il regno di Dio non è cibo, neanche il bere. Chi tante volte cerca l'allegria nel bere? Io ero così. Ho raccontato per voi nell'ultimo incontro, la mia allegria cercavo nel álcool. Che allegria futile quella allegria, che vergogna. Quante volte ho vissuto quella falsa allegria per le bevande? Quante volte noi cerchiamo l'allegria nel mangiare troppo? Ossia, mangiamo, e la parola dice, calma, il regno di Dio non è così. Se tu ancora stai cercando un'allegria nell'alcol, attento. Ragazzi, quanti anni tu ce l'hai? Se tu ce l'hai sotto 18 anni, è una vergogna che tu faccia delle foto con un bicchiere di vino, di alcol, di birra e qualcosa. È una vergogna. Tu stai ti ingannando a te stesso. E se tu sei oltre 18 anni e tu fai le stesse foto, è un'altra vergogna perché tu já sei maturo. Tu já puoi andare in carcere, amém. Ok? E è una vergogna fare questo. E tante volte noi prendiamo quelle bicchieri e quella bottiglia e facciamo una foto con la gioia. Questo è inganno. Questo è triste. Eu já ho vissuto questo. Il regno di Dio non è il bere neanche il mangiare. Eu posso bere, sì, una bella acqua, non c'è nessun problema. Un bicchiere di Coca-Cola non c'è un problema ancora, non mi piace la Coca. Ossia, ma io devo sapere che la mia allegria non è in queste cose, non sono in queste cose. La mia allegria è il regno di Dio, la mia allegria è quello che Dio ci insegna nei suoi principi, è fare la volontà del Signore. Noi perdiamo tante cose in questa terra pensando che la nostra allegria è in questa terra. Noi perdiamo tante cose ci preparando per una... Mi sembra che oggi c'è una festa, no? Ossia, e noi abbiamo questo entusiasmo per una festa. Dopo finisce la festa, finito. Cari, è bello stare in una festa. Gesù andava dalle feste in festa. Gesù era non so se eu posso dire un festaiolo, non lo so. Gesù era così. E mi piace vedere questo Gesù, ma lui sapeva che lì non era la vera allegria. Lui stava con la gente per ricordare delle cose bellissime e celebrare. Mi sembra che 18 anni di
Nicole oggi, no? Che bello! Dobbiamo celebrare, rallegrarsi, ma inserire questo nell'allegria eterna del Signore, altrimenti si perde. Ou seja, eu devo inserir que a minha gioia é no reino de Dio, non è in quello mangiare. Perciò ubriacarsi, golositar, ingordige, tutte queste cose, cari, attenti con questo. Male. E dopo che beviamo tanto e mangiamo tanto, viene un peso di coscienza e anche un peso nel corpo. E nós sofremos com questo. La mia vera allegria è vedere il principio del Signore e soddisfare il Signore. È lì che è la mia vera allegria. Matteo 13, 44, ti porta l'alta allegria. O reino dei cieli è simile a che cosa? A un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia, l'allegria che ha, vai e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ossia, o reino di cielo è trovare questa vita eterna in Cristo Gesù, è trovare la speranza in Gesù, è trovare la volontà del Signore perfetta, è trovare camminata con il Signore. E quando io trovo il Signore, io comincio a investire tutto in questo reino. Perciò la mia allegria è investire la mia vita in una camminata con il Signore, una strada con il Signore, una esperienza con il Signore. È lì che io trovo l'allegria. Perciò il reino del cielo, che cosa è? È simile a un tesoro. E se eu não riesco a vedere che il reino di Dio è un tesoro, eu não trovo gioia no Signore. La mia gioia no Signore è quando eu comincio a percepire che ogni incontro com o Signore è un tesoro. Ogni esperiência com o Senhor é um tesouro, ogni preghiera é um tesouro, ogni lettura della parola é um tesouro, ogni experiência com o Senhor é um tesouro, e eu faço tudo para investir no Senhor. É lì que é o reino dei cieli, é lì que é a minha alegria. E questa alegria é eterna, é constante e não cambia. Perciò eu vendo tudo per avere questa esperiência com o Senhor, e eu pago um preço altíssimo per estar em um encontro com o Senhor. Não importa o preço que eu pago, eu me offro a viver com essa experiência com o Senhor, porque questo é o reino de Dio, é a vontade do Senhor, é a experiência com o Senhor, é intimidade com o Senhor, é sentir o Senhor per vicino a me, é o meu Padre, é meu amigo, é aquele que é o meu fianco, é que não me abandona mai, é questa la vera alegria. Luca 15:7, l'alta allegria, vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia nel cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La vera allegria è quando vediamo una persona che è uscito del fango, è uscito dell'eterno e è entrata nella luce. La mia vera allegria è quando vedo una persona che si converte. È lì la mia vera allegria. Di nuovo pensando, nele alto, visto? Ossia, la mia vera allegria è quando eu vedo um amigo mio, um parente mio, accettando Gesù come Salvatore, riconoscendo, se ravvedendo dei suoi peccati, abbandonando tutti i suoi peccati e vivendo una nuova esperienza con Gesù. È lì la mia allegria. Tu já vissuto una esperienza di un amico tu che si è convertito con te? Tu já vissuto una esperienza di uno della tua famiglia che si è convertito tramite il tuo stile di vita con Cristo Gesù? Tu já vissuto questa esperienza? Se tu non hai vissuto una esperienza di un amico che si è convertito con la tua storia, è perché tu non stai vivendo questo reino di Dio vicino a questo amico, perché lui deve scoprire questo tesoro. Perciò la vera allegria è quando io vedo una persona uscendo delle tenebre, uscendo del fango e camminando nella luce che è Gesù e vivendo la purezza del Vangelo, della parola del Signore. Noi dobbiamo portare dei nostri amici. È stato prezioso vedere qua Junior e Sorin, no? Andando lá, prendendo le sedie. Próximo sábado, per favore, riempiamo questa sala qua e che facciamo Sorin e Júnior lavorare ancora di più qua per inserire le sedie, perché noi dobbiamo portare i nostri amici a scoprire la bellezza del reino di Dio, la allegria. E la Bibbia dice così, il reino, perché io vi dico che ci sarà più gioia in cielo di un peccatore che si ravvede. Se in cielo c'è questa allegria, questa gioia, sarà che noi non possiamo vivere questa gioia? Portiamo i nostri cari. O quanto è bello quando vediamo una persona si convertendo, abbandonando il peccato. Uau, è festa. Ho conosciuto una chiesa, non è qua in Italia, neanche in Brasile, era in Svizzera, e questa chiesa c'è una tradizione. È molto interessante la tradizione di questa chiesa. Quando una persona si converte, loro dopo l'evento, il culto, lo studio biblico, loro finiscono e aprono un champagne per celebrare la conversione di una persona. Ok, sono loro, ma è interessante, perché loro mi hanno detto, Pastore Caio, perché per noi dobbiamo fare una grande celebrazione
per quando una persona si converte. Perché per noi deve essere uma alegria. Eu penso que nós, quando uma pessoa se converte, dobbiamo saltare, pulare, gridare di gioia, prendere questa persona e fare come se facciamo in un giorno di festa, no? E mettere per aria e abbracciare novamente. È questa la festa che noi dobbiamo celebrare. È questa la nostra allegria. Noi torniamo a casa e nella prossima settimana un lauto si converte e una nuova festa. Perciò la gioia è questo che noi dobbiamo avere, trasformare questa allegria momentanea per un'allegria eterna che o Senhor ci insegna. L'altra allegria molto interessante che la Bibbia ci insegna sta in Giacomo 1, 2 e 3, e questo sembra difficile, allegria nelle prove. Fratelli miei, considerate una grande quando non ci sono problemi nella vita. No, questo è inganno. Una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Quando tu sei stato provato, quando la tua vita è in difficoltà, quando sta passando per momenti difficili, ringrazia il Signore con gioia. Ringrazia com alegria. E tu diria, Signore, grazie per questa prova, grazie per questo momento, è difficile, ma tu sei con me e adesso la mia fede sarà più profonda ancora. Io sarò costante e perseverante e nessuna tempesta mi porterà giù. Adesso sono saldo in te. Perciò eu devo sapere che questa allegria sarà un'allegria eterna, perché nel momento delle prove io sono resistente, io sono una persona salda. Perciò quando eu sono nella prova è lì che la mia fede cresce. È questa la mia allegria eterna. Andiamo avanti. Giovanni 15, 10, 11. Dove è la mia completa allegria? Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, io dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Quando que será completa questa gioia, questa allegria? Ci sono due princípi importanti in questo versetto. Quando io dimoro com Gesù. Quando eu obbedisco alla sua parola. Obbedire alla sua parola e abitare con Gesù, la gioia, l'allegria sarà completa. Perciò non è quella gioia, quella allegria momentanea. È eterna. Perciò quando eu affame della parola, quando eu obbedisco alla parola, quando eu credo che questa parola è eterna, quando eu credo che questa parola produce vita, quando eu comincio a abitare con Gesù, quando eu riconosco Gesù nella mia vita, adesso ce l'ho l'allegria che è costante, è eterna, è permanente. Perciò se eu vorrei un'allegria completa, cari, che non finisce mai, è la persona di Gesù. È con Lui, è in Lui. È Lui che mi dà questo. Prossimo, Luca 10, 20. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Chi si ricorda del contesto di questa storia? I discepoli sono andati, nel nome di Gesù loro hanno scacciato i demoni, hanno fatto dei miracoli e sono tornati pieni di gioia e sono arrivati davanti a Gesù e Gesù ha detto, calma, avete fatto queste cose, bello, meraviglioso, ok, ma c'è una gioia più grande. L'allegria più grande è quando voi ricorderete che il vostro nome è scritto nel libro dei cieli. Tu sei sicuro che il tuo nome è nel libro dell'eternità, nel libro dei cieli? Tu sei sicuro che il tuo nome è lì in quello libro? Che quando si farà la chiamata sarà scritto João Caio Bottega? Tu sei sicuro che sarà stato chiamato il tuo nome? È lì che è la mia allegria. Perciò quando estou passando pela situação della mia vita, eu me ricordo, meu nome é escrito lá, é ali a minha alegria. E quando eu passo por situações maravilhosas, estupendas, grandes situações, que eu vissuto tante coisas difficili, quando sono in stato guarito, quando eu vissuto l'esperienza così, ma io mi ricordo, no, questa allegria finisce, ma l'allegria che il mio nome è scritto nel libro dell'eternità, e questa allegria non finirà mai. Perciò la mia completa allegria, la mia allegria eterna è ricordare sempre che io sono salvo, io ce l'ho l'eternità alla mia portata di mano, io so che Dio mi ha salvato, io sono libero del peccato, io sono adesso nella luce e è questa allegria che non sarà tolta mai. Perciò o quanto eu devo celebrar la cena do Signore com alegria, eu devo vivere questa esperienza della lode com alegria, perché il mio nome è scritto in questo libro. Perciò la mia allegria è nell'eternità. E Gesù ci lascia chiaro questo obiettivo. È lì nell'eternità che deve essere la nostra allegria. Perciò io devo proseguire verso questa allegria per sempre. E è questo che Dio ci insegna, l'allegria eterna.
io non posso cercare le allegrie delle cose che finiscono, che questo diventeranno un incubo nella mia vita. Quante volte io ho preso delle situazioni, delle cose, portando tutta la mia storia, la mia vita, il mio corpo, la mia anima, e un'allegria che quando io percepisco si diventa un incubo e distrugge tutto. Ma quando la mia vita comincia a vedere le cose eterne come il Signore mi insegna, e io inserisco lì la mia allegria, wow, è per sempre. Perciò io sarò sempre nell'allegria, non importa le circostanze della vita. Il Signore mi ha dato l'allegria. Amen? Chi ha l'allegria nel Signore dica amen. Chi non ha allegria nel Signore dica misericordia nella mia vita, Dio. Nessuno, alleluia, amen. Tutti sono convertiti, alleluia. Ok, preghiamo. Tra poco andiamo ai nostri studi. Pensa nella tua vita, pensa nella tua vita. C'è un'allegria completa o tu sei tante volte triste? Pensa nella tua vita. Abbiamo parlato di questa allegria, ma può darsi che tu stai vivendo una tristezza. Pensa nella tua vita adesso. Perché tu non ce l'hai questa allegria completa? Pensa nella tua vita. Tu hai la certezza che il tuo nome è scritto nel libro dell'eternità? Nel libro della vita? Tu hai la certezza che tu sei un servo e che tu hai la passione per abitare con Gesù, dimorare con Gesù nel suo amore e obbedire a Lui? Ti piace essere un servo delle persone, considerare gli altri superiori? Tu godi di questa allegria del Signore? Le circostanze mai tolereranno quello che è eterno. Allegria no Signore è qualcosa di stupendo. Io salto, io ballo per il Signore. La mia bocca è piena di sorriso, di gioia, perché io vivo per il Signore. Nostro Padre, io ti ringrazio per questo gruppo, quelli che sono andati in questo campeggio, che tu hai fatto delle cose stupende e meravigliose. Ma loro sono scesi, erano sulla montagna, sono scesi. Erano lì, oh Padre, godendo delle esperienze profonde con te, ma sono qui. E qua, oh Padre, vediamo che in quella storia c'era un nemico che stava cercando di distruggere l'allegria, ma Cristo Gesù ha dato dei insegnamenti lì. Ritornare a un'allegria eterna. Io prego, Padre, per me e per tutti i miei che sono qui, che tante volte noi siamo mossi delle allegrie che finiscono subito, ma che la nostra vera allegria sia in te, nell'eternità con te, e godere di questa allegria. Benedici ciascuno, e che ciascuno di noi possiamo vivere questa esperienza di una perfetta allegria in te, oh Padre, la completa allegria. Grazie. Grazie per quello che tu ci insegni. Sono le parole di vita. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Prende la persona al tuo fianco, mette questa persona in piedi e dica, va, sorridi con allegria, lodiamo il Signore, cantiamo il Signore. Perché sei seduto con questa faccia? Alzati tu che dormi, o no, meglio, tu sei che sei seduto, alzati, sorridi, cantiamo con allegria, perché il Signore ci dà questa grande allegria. Ok, 2, 3, 1, via. Orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà lo riportò di nuovo a me. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore fallirei, perché si compra e ne lo si mette.
per grazia si riceve. Io voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio orgoglio. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà lo riportò di nuovo a me. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore, fallirei. Perché l'amore non si compra e né lo si merita. L'amore
migliaia ancora. Meu amato è il migliaia. Dichiariamo Yeshua. Con tutto il cuore. Mettiamo ancora Yeshua. Io voglio sentire la tua voce lo adorando. Mio amato è il più bello tra migliaia e migliaia ancora. Mio amato è il più bello è tra migliaia e migliaia. Amen. Sempre un piacere essere qui e per sentire questa gioia tutti quanti insieme. Così come l'abbiamo sentita noi, non tanto più giovanotti, no sì dai, siamo giovani, nel campeggio che c'è stato settimana scorsa, il nostro culto di chiusura nel quale potremo davvero apprezzare con testimonianze, con foto, video, sarà domani alle 10:30 qui, non nella sala nera ma nella sala principale, perciò vi invito caldamente tutti che siete qua stasera, mi raccomando, a mettervi la vostra sveglia per essere qua domani alle 10:30 per festeggiare così il nostro campeggio, che è stato reso possibile tutto grazie alle famiglie di questa chiesa che hanno donato, alle famiglie di questa chiesa che hanno trasportato figli, alle famiglie di queste chiese che ci hanno permesso tutto questo. E in mezzo a questi campeggi ci sono come sempre momenti tanto gioiosi, perché wow, non ti vedevo da un sacco, wow, sì che bello, e momenti anche magari un po' malinconici, perché magari ah sì, no, ciao, ti saluto perché questa probabilmente sarà l'ultima volta che ti vedo quest'anno, oppure ah no, ti vedrò soltanto fra 2-3 anni, quello che poi è. E in particolare vorrei riservare qua un piccolo momentino per una persona che ci saluterà a brevissimo per iniziare un'altra tappa della sua vita. È stata una persona che qua in chiesa ha fatto davvero tanto, perciò Giulia, se puoi venire qua davanti, sì dai, sì Giulia, sì dai, sì Giulia. Abbiamo qui Giulia, un membro storico di questa chiesa, qualcuno che mentre stavano seminando qua, Giulia c'era. Perciò wow, grazie Giulia per il tuo contributo. Cioè, per darvi un'idea, alcuni, i nostri adolescenti in pieno li hai presi in braccio, sì? Qualcuno. Ha visto il parto di qualche preadolescente? Dicono le leggende, io non lo so, io me ne tiro fuori.
Giulia, giusto perché ci sono appunto qua, ad esempio, non so se i Cavalieri del Barile ti conoscono. Sì, no, boh, forse. No? Eric ti conosce, ma va bene, dai. Lui non conta. Ma Giulia, da quanti anni è che sei qua in chiesa? Dal 2003. Mamma mia, non andavo neanche all'asilo io nel 2003, perciò grazie Giulia, complimenti. Fra i suoi tanti ministeri abbiamo leadership, abbiamo bambini, abbiamo preadolescenti, abbiamo proiezione, tutti passiamo per la proiezione, prima o poi la proiezione è un ministero nel quale se non passi per la proiezione mi dispiace non sei membro di chiesa, no sto scherzando ovviamente. E per compiere questo momento speciale, in quanto lei prossima settimana partirà per gli Stati Uniti, dove raggiungerà suo marito che ci ha già salutato ampiamente mesi addietro, Giovanni, dove sta svolgendo Ricerca, sta facendo ricerca. Sta facendo ricerca nell'incredibile stato Del Connecticut. con Ecicucci, nella città di New Haven. Perciò tutti voi che siete del New Haven, che ci state ascoltando in live, se volete salutare qualcuno troverete Giovanni, mia sorella, la settimana prossima. Vorrei invitare la sua famiglia, che anche qua è un altro elemento storico, dato che ne abbiamo possibilità. Abbiamo il fratellone laggiù in fondo, abbiamo la mamma, abbiamo il papà. Prego, qua davanti per un momento di preghiera per questa giovane donna che ha così una nuova tappa della vita. Perciò abbiamo qua quello che è più basso di me di 1 centimetro circa, secondo le stime del governo, del quale non ci fidiamo molto bene. Abbiamo la mamma che ha piantato tutto questo del secolo scorso. Abbiamo il papà che ha aiutato a piantare tutto questo di 2 secoli fa, perché ovviamente è questo. Perciò, dato per la signorina, chiederei alla mamma se può pregare per lei in questo momento, questa nuova tappa di vita nella quale la salutiamo. È stata presente nei nostri campeggi, degli adolescenti, dei giovani, perciò dei bambini, dappertutto. Campeggio delle coppie. Non come coppia, sì, inteso, per i bambini. Lei andava nel campeggio delle coppie a gestire i bambini, perciò Ale, una sagra. Se volete dare una parola di benedizione, se volete pregare per lei, se volete fare qualsiasi cosa, la incontriamo qua dopo il culto, dopo i nostri piccoli incontri. Perciò mamma, se puoi dare una parola, se puoi pregare per lei. La parola di Dio dice che insegna il bambino nel cammino giusto e vedrà i frutti, non si allontanerà mai di essi. Io lodo il Signore per la vita di Giulia, di Samuel e di Lucas, per l'opportunità che il Signore mi ha dato di insegnare la parola di Dio e vedere loro facendo parte dei ministeri, lodando il Signore e portando avanti la opera di Dio è una gioia molto molto grande e si conferma quello che ci insegna la parola di Dio. Io vorrei chiedere a Pastor Caio di fare questa preghiera. Perdonatemi. Ecco me. Lei è stato membro numero 100 di questa chiesa, ok? Membro 100. Storica proprio. Nostro Padre, c'è allegria. Pensiamo c'è la tristezza di questa separazione, ma c'è l'allegria. Perché lei sta servindo a te e continua a servirti. Grazie perché la sua strada, la sua storia è nella tua parola. Grazie per Giuliano e adesso insieme a Giovanni. Che loro possano vivere ogni giorno delle esperienze vive con te e vivendo questa grande allegria, Padre, di servirti, di essere servo degli altri e vedere, oh Padre, le cose belle che tu stai preparando per loro. Benedici questa vita e ti ringrazio per questo periodo che siamo stati assieme. Grazie, oh Padre, quanto è prezioso camminare con una persona che era una vera pecora, che camminava in obbedienza a te. Grazie, nel nome di Gesù. Amém. C'è una grande allegria che tu va via. Dico solo 2 cose. 2 parole. 2 parole. Vorrei ringraziarvi tanto perché per me è un privilegio aver fatto parte di tutto questo
io ho detto al pastore Sandro, io sono andata a Vigevano e il Signore ha continuato ad usarmi qua. Vado dall'altra parte dell'oceano, se il Signore vorrà continuarmi ad usarmi qua, che Lui faccia come vuole Lui. Non so come, non so i mezzi, ma io sono qua, Signore. E quello che ho da dirvi, ragazzi, lasciate il Signore operare nelle vostre vite, ovunque. Io ho fatto veramente già di tutto, perché ogni volta io ho detto al Signore, eccomi Signore, dove mi vuoi? Eccomi. Nei posti più improbabili, settimana di campeggio, ho iniziato con i bambini nell'incontro delle coppie, da là dal ministero dei bambini, ai campeggi con i bambini, poi adolescenti, giovani, di slide, perché come dice Samuel lì è il primo campo di battaglia. E insomma, quello che ho da dirvi è che Dio vuole che voi facciate parte di quello che è il suo progetto in questa terra. Volete farne parte? Volete farne parte perché Lui opera. La decisione è nostra di farne parte o meno, quando lasciamo che Lui usi le nostre vite. Amen? Grazie. E è un ciao, perché il Signore è misterioso con me, non lo so. Ma ecco, grazie. Grazie Chiesa, grazie popolo di Dio, grazie per permettermi di servire con voi. Grazie. Che Dio vi benedica immensamente e continui ad usare le vostre vite in modo potente per la sua gloria, affinché possiamo onorare il suo nome per sempre. Amen. Ciao Giulia. Ciao. Bene, ma è con grande gioia che continuiamo con i nostri eventi, con le nostre serate, con i nostri incontri speciali. Abbiamo su WhatsApp, quanti qua sono nella bacheca di WhatsApp? Ok, ci sono persone che non hanno ben capito che cos'è una bacheca di WhatsApp. Ok, abbiamo questa bacheca in cui raccogliamo tutti i nostri gruppi riguardanti il sabato e tutto. Se non sapete cos'è, non sapete come funziona, non ci siete dentro, venite a cercarmi, vi spiego, vi mostro, vi faccio entrare. Abbiamo aggiunto un gruppo che è un gruppo per le domande, per mettere così lì dentro quel momento storico che abbiamo durante i nostri campeggi, durante i Pathfinder, in quale andiamo dietro al pastore e gli chiediamo: ma pastore, ma è vero che Eva ha mangiato una mela, ma proprio una mela è specificato? E il pastore, con grande pazienza e amore, ci dice che no. Perciò lì dentro potete trovare le informazioni, potete trovare il post in cui fare le domande, ok? Il gruppo Ask a Move, il gioco di parole. Dico così, però non so neanche se è stata un'idea mia. Allora, abbiamo questo gruppo, perciò entrateci dentro se volete sentire risposte, uscite se non ne volete sentire. Abbiamo il nostro incontro delle donne, nel quale sono ovviamente anche incluse adolescenti, giovani e donne. Perciò mariti, fidanzati, fratelli, figli. Qualcuno dovrà mangiare quel cibo, cioè nel senso. No, non per dire, perché le donne portano mezzo quintale e ne mangiano la metà. L'altra metà non si può buttare via, perciò magari, ok? Che sarà il 30 novembre alle ore 15 qua nella nostra chiesa. Sì, alle ore 15 qua nella nostra chiesa, tutti ampiamente benvenute a partecipare. Poi sempre il 30 novembre avremo il nostro culto Thanksgiving, scusa, il culto del ringraziamento. Ok? Lo faremo sabato, subito dopo il Black Friday, per ricordarvi, quando ricevete la notifica di Amazon oggi è Black Friday, sapete che il giorno dopo è il culto del ringraziamento qua che lo facciamo, ok? È un momento per rendere grazie al nostro Signore e di nuovo gioire. E poi la nostra chiesa continua, perciò abbiamo ad esempio lezioni di italiano, abbiamo lezioni di canto, abbiamo lezioni di batteria tramite l'associazione. Potete sempre chiedere a Jacqueline, che l'ho vista prima, sì, no, boh, forse? È di sopra dall'alto, Jacqueline. Grazie Jacqueline, nel quale potete ricevere tutte le informazioni per questi cosa continua a crescere. Non nel winter camp, ok? Non so da dove sia partita l'informazione, ma non è confermato un winter camp. Mi dispiace per tutti gli appassionati,
subito dopo il culto abbiamo un momento dedicato ai nostri genitori, ai nostri adulti, a tutti voi che avete portato i vostri figli, per il quale ringrazio di cuore. Abbiamo un corso di Apocalisse qua con Pastor Caio. Per tutti gli altri abbiamo elementi, in questa sala, qui, subito dopo appena facciamo l'ultima canzone, ce ne andiamo nei nostri piccoli gruppi. E a proposito di piccoli gruppi di condivisione che abbiamo per i nostri preadolescenti, oggi voi dovete seguire Maggie e Joshua, ok? Guardatela dietro che li trovate. Maggie e Joshua, appena finito qua, andate a cercare Maggie e Joshua. Bene, poi le nostre adolescenti 14-18 anni andranno in cerca di Liziane, se può alzare la manina, ok? Adolescenti, cercate Liziane che vi spiegherà cosa faremo, come funziona, eccetera eccetera, perché il nostro culto non finisce qua. Adolescenti maschietti fra i 14 e i 18 anni invece andrete in cerca di Junior, laggiù in fondo, ok? Lo vedete? Bene, appena abbiamo finito qua andate subito giovani, quindi 19 più, verso una data da destinarsi, dalle 2005 in meno andrete dietro a Giada, che l'avevo vista qua prima, sì, eccola là, ok? Appena finito il culto, se sei una ragazza e hai più di 18, hai 19 anni o più, andrai a chiedere informazioni a Giada, mentre i giovani uomini 19 più andranno a cercare me, ok? Tutto chiaro? Abbiamo il nostro incontro delle donne, abbiamo il nostro culto di ringraziamento, abbiamo i nostri piccoli studi adesso, abbiamo lo studio dell'Apocalisse per i nostri genitori, per i nostri bambini. Vi ringrazio, principalmente Melissa che è stata un po' l'anima di questo campeggio, sempre bello averla intorno. E basta? Facciamo un'ultima canzone? Sì, dai, siete rimasti in piedi fino a... Facciamo il Facciamo Se solito. volete venire Sì. qua davanti, spostare un po' le sedie. Ah sì, se volete, questo è il momento per sbizzarrirvi, questo è il momento per tirare sulle mani, mollate giù i telefoni, spostare le sedie. Chi vuole ballare balli, chi vuole battere le mani le batta, basta che lo faccia a tempo. E chiunque voglia cantare a squarciagola, questo è il tuo momento. Cantiamo insieme. La stella del mattino è Signor, la lode va a Lui, Contiamo con Lui. colui che morì, ma sulla morte trionfò. La lode va a Lui. Dichiari Gesù. Gesù, tu sei re, regna nei nostri cuori, tu hai un regno ed il potere. Per sempre amen. Dichiari la tua chiesa. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, forte, più forte. Re, tu sei re, re, tu sei re. La stella del mattino a re del Signore, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò. Dichiari la lode. La lode va a Lui. Gesù. Gesù, tu sei re, regna nei nostri. Tu hai un regno ed il potere. Dichiari la tua chiesa. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te,
messo al popolo a proclamare